Bentornati in questo aggiornamento con le previsioni meteo. Notiamo dalla grafica come la fase instabile si riattiverà soprattutto a partire dalla giornata di martedì, quando avremo delle precipitazioni soprattutto al centro-sud sull'Appennino, mentre per quanto riguarda altrove non si verificheranno delle sostanziali variazioni se non un aumento della nuvolosità. Ma vediamo come la giornata di domenica regala tanto bel tempo al nord, se non qualche nebbia a nord-ovest, e comunque ancora delle precipitazioni saranno in fase di attenuazione in serata, soprattutto sulla Sicilia settentrionale, poi sulla punta del meridione. Per quanto riguarda la giornata di lunedì, invece assisteremo a sostanziali condizioni di bel tempo un po' dappertutto. Della nuvolosità ancora interesserà soprattutto la Sicilia e ancora una volta l'estremo meridione e l'Appennino meridionale, con occasione ancora per qualche pioggia soprattutto sulla Sicilia settentrionale e Catanzaro, soprattutto in queste aree. E poi invece aumenterà della nuvolosità sulla Sardegna a partire dalla serata, avremo delle prime precipitazioni, così come anche sulle Alpi occidentali. Questo subirà che cosa? Subirà una variazione, perché arriverà dell'instabilità e si formerà di conseguenza questo minimo depressionario a partire dalla giornata di martedì sul centro Italia. Questo minimo sul centro Italia porterà quindi delle piogge già al mattino sulla Toscana, che poi si estenderanno anche sul Lazio, sull'Umbria, sulle Marche e l'Abruzzo nel pomeriggio, con delle nevicate qui attestate attorno ai 1500 metri circa. E al sud avremo anche qui delle piogge al mattino sulla Calabria, con peggioramento anche sulla Campania e sulla Sicilia. Invece sarà più asciutto questa volta sulla Puglia. Avremo fino a venerdì delle conseguenze di tempo instabile, soprattutto per quanto riguarda il sud Italia, specie nella giornata di mercoledì. Come notiamo ancora dell'instabilità sul medio Adriatico, con rovesci e temporali probabili, e con delle nevicate soprattutto sulle vette dell'Appennino centrale. Invece è più soleggiato al nord, come notiamo sul versante tirrenico settentrionale, ma continuerà a resistere dell'instabilità al sud fino alla giornata di giovedì, soprattutto come notiamo sulle due isole maggiori e in modo particolare anche sulla Calabria risentiranno di rischio di piogge. Per quanto riguarda invece un rinforzo dell'anticiclone, lo assisteremo, come notiamo da questa grafica, a partire dalla giornata di giovedì, quando l'anticiclone di matrice azzurriano continuerà gradualmente a spingersi dall'Europa occidentale verso l'Italia e di conseguenza porterà un miglioramento delle condizioni meteo. Attenzione anche delle gelate più diffuse sul pianure del nord e anche del centro, ma attenzione perché si avvicina poi questo peggioramento da confermare, ricordo, tra sabato e soprattutto domenica, con l'arrivo di l'Immacolata più fredda e perturbata, con la possibilità che arrivino delle prime nevicate a bassa quota, anche al di sotto dei 500 metri su tutto quanto il nord, per un flusso di instabile polare, quindi l'estensione del campo anticiclonico di matrice azzurriana verso le latitudini della Groenlandia e favorirebbe quindi la discesa di nuovi impulsi freddi polari. Si assisterebbe ovviamente a condizioni meteo molto fredde e instabili, tipicamente invernali. Ovviamente vi daremo degli aggiornamenti in merito. Grazie per la visione, continuate a seguirci.